5. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Idea Formazione Nord-Est. Oggi parliamo di un concorso indetto dalla Regione del Veneto e rivolto a tutti gli istituti superiori della Regione. Il compito per i ragazzi è stato quello, attraverso un video, un PowerPoint, di illustrare una delle bellezze del Veneto. Tra i partecipanti, tra i premiati direttamente in Consiglio regionale a Venezia, c'erano anche i ragazzi dell'ente di formazione Irigem di Rosà. Avvicinare le giovani generazioni al proprio patrimonio culturale e territoriale, permettendo loro di conoscere e far conoscere la storia, la cultura, l'arte, l'ambiente e le eccellenze del territorio nel quale vivono. Promuovere l'attrattività del territorio veneto valorizzandone il patrimonio paesaggistico e culturale. Puntare l'attenzione alla diffusione e alla conoscenza degli avvenimenti storici o di personaggi che si siano resi celebri per la ricaduta delle loro azioni sul territorio locale. Sono questi gli obiettivi de Il Veneto per me, racconto il territorio in cui vivo, concorso indetto dal Consiglio regionale del Veneto rivolto a tutte le scuole secondarie di primo grado che in questi giorni è giunto alla sua conclusione. Compito dei ragazzi è stato quello di realizzare un elaborato nella forma del video, di un PowerPoint o di un PDF, capaci di descrivere e narrare la propria realtà culturale, artistica, storica, anche in chiave innovativa, prevedendo l'uso di tecnologie avanzate con lo scopo di spiegare il Veneto ai turisti come agli stessi abitanti del territorio, invitandoli a scoprire la bellezza di angoli spesso sconosciuti e non frequentati dal turismo di massa. Oltre una quarantina gli elaborati giunti a Venezia, una giuria di esperti ha individuato i più meritevoli, premiando in un'apposita cerimonia gli studenti vincitori, accolti nell'aula consigliare di Palazzo Ferrofini dal presidente Roberto Ciambetti. Tra loro anche gli allievi della classe terza multimediale dell'ente di formazione Irigem di Rosà, vincitori di un premio di segnalazione. Questa la motivazione. Ineccepibile tecnica del videoracconto e qualità di riprese e fotografie di alto livello professionale che porta alla promozione del patrimonio ambientale e culturale del Monte Grappa fuori da ogni retorica. E per loro, accanto al premio, anche il plauso del Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Direi che hanno utilizzato strumenti che probabilmente non tutti possono avere a disposizione, perché siete, penso, anche professionalmente indirizzati in un percorso di assoluta qualità, se mi permetto di dire, per come conosco la scuola. La scuola, l'ente di formazione Irigem di Rosà, in effetti ha fornito agli studenti tutti gli strumenti utili alla realizzazione del proprio progetto e ancor più, nel triennio di studi, ha dato loro tutte le competenze necessarie per arrivare a creare un prodotto di assoluta qualità. Quindi con la classe terza multimediale dell'Irigem abbiamo deciso di partecipare promuovendo proprio il territorio più vicino a noi, che è il Monte Grappa, sotto il punto di vista turistico e sportivo. Abbiamo creato una mini sceneggiatura in base alle opportunità che ha un turista quando viene a visitare il Grappa, quindi dallo sportivo enogastronomico, e da là abbiamo creato una storyboard, poi i ragazzi sono andati a fare le riprese e abbiamo fatto un montaggio. Un lavoro durato mesi, tra attività d'aula e ripresa all'aperto, un lavoro nel quale i ragazzi si sono suddivisi i compiti, imparando a lavorare in gruppo per arrivare ad un risultato comune. Questo progetto mi è sembrato un bellissimo progetto, anche perché ha coinvolto appunto tutta la classe e ci ha permesso di lavorare a un concorso comunque importante, quindi di mettere in campo le nostre migliori capacità in questo ambito.
È stato abbastanza impegnativo, però mettendo insieme tutte le idee di tutti quanti gli alunni della terza multimediale siamo riusciti a creare qualcosa di molto, molto positivo e siamo arrivati fino a questo punto. Ciascuno ha svolto la propria parte, chi ha pensato alla sceneggiatura, chi alle riprese, chi al montaggio, chi alla regia. Ho scelto che inquadrature fare e dove farle, come magari dare più carattere a una o più carattere a qualcos'altro e come poi suddividerle nel video. Mi sono occupata dell'audio e penso che è stato un po' difficile perché comunque cercare di mostrare delle emozioni leggendo un testo non sia facile. Alessia ha coinvolto nel progetto anche il nonno, cui ha affidato il ruolo di voce narrante. Posso nutrirvi con i prodotti della mia terra e rinvigorire. Sei contenta di aver fatto partecipare a questo progetto anche tuo nonno? Sì, sono contenta, penso che sia contento anche lui. Per i ragazzi partecipare al concorso indetto dalla Regione è stata un'esperienza che ricorderanno certamente. Sì, è stato un bel progetto che comunque mostrerò ai miei amici e alla mia famiglia che ho già mostrato. È stato molto interessante anche perché il progetto ha messo varie parti che abbiamo studiato con il professor Melluso, cioè la sceneggiatura, la storyboard, le riprese, il montaggio, tutto quanto insieme e l'abbiamo realizzato con tutta la classe. Una grande soddisfazione appunto anche per me, perché personale, perché avendo lavorato abbastanza a questo progetto sull'aspetto del montaggio mi sento molto fiero di questo risultato. Un lavoro, quello degli allievi della terza multimediale, che ha dato prova di quanto imparato dai ragazzi nel loro percorso di studi e ha permesso loro di mettersi alla prova con quella che domani potrà diventare la loro professione. Hanno applicato quello che hanno imparato durante questi 3 anni e appunto sono anche divertiti, hanno capito quello che effettivamente può essere un lavoro futuro nato da anche una passione. A me piacerebbe fare molto questo lavoro, è quello per cui sto studiando. Ti è piaciuto questo progetto? Moltissimo. E per certi versi lo stesso video realizzato dagli studenti di Irigen per il concorso Il Veneto per me potrebbe diventare esso stesso un lavoro spendibile, come si augura anche il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Io penso e spero che molti comuni facciano proprio il lavoro di questi ragazzi, perché veramente sono lavori fatti con qualità, con soluzioni innovative, quindi geolocalizzazione, scansione del codice QR per andare in un posto e vedere le cose di un altro, quindi cose innovative anche per un turista molto più, diciamo così, digitalizzato rispetto a quello magari di un passato. Quindi un Veneto 4.0 fatto dai ragazzi, che secondo me darà grosse soddisfazioni a loro anche per la futura vita professionale, ma soprattutto ai territori del Veneto che possono promuoversi in maniera innovativa. È il caso del massiccio del Grappa, che i ragazzi di Irigen hanno voluto raccontare così. Anni fa un anonimo disse: nei grandi spazi della montagna, nei suoi alti silenzi, l'uomo non distratto può cogliere il senso della sua piccolezza e la dimensione infinita della sua anima. È proprio negli infiniti spazi e negli impenetrabili silenzi che la natura ha creato una vera e propria opera d'arte che passo dopo passo scopriamo essere sempre più bella e misteriosa. Tra sentieri di lupi, ruscelli, prati, alberi e rocce racchiude una ricchezza senza confini. Racchiudo storia passata,
presente e futura. Per alcuni sono dimora, per altri avventura. Tra i miei boschi, alla ricerca di nuove vie e nuovi sentieri. Tra i versanti più ripidi e le mie pareti più esposte. Con i venti e le particolari correnti calde che sfiorano i miei fianchi. Posso nutrirvi con i prodotti della mia terra e rinvigorirvi con l'ampia offerta culinaria proposta dalle genuine malghe che crescono e curano il mio suolo. Da casa di tradizione a terra di ristoro e avventura posso essere spunto di meditazione. Chi sono? Sono il Monte Grappa. Ci spostiamo invece ora a Fonte per parlare del CFP, perché sono iniziati i primi corsi serali rivolti agli adulti, primo tra tutti il corso di saldatura. Offrire una seconda possibilità a chi è stato escluso dal mondo del lavoro o semplicemente a quanti vogliano reinventarsi una professione o aggiornare le proprie competenze. È quanto da sempre promettono di fare i corsi serali per adulti organizzati dal Centro di Formazione Professionale CFP di Fonte. Nei giorni scorsi è partito il corso di saldatura che vede la presenza di un consistente numero di partecipanti. È un corso che abbiamo organizzato, non è il primo che viene fatto qui alla Fondazione Opera Monte Grappa ed è un corso che ha suscitato e continua a suscitare sempre notevole interesse. Prova ne sia che questo, partito la settimana scorsa, conta ben 15 allievi. Partecipanti al corso di saldatura anche alcuni immigrati inviati dal centro accoglienza di Onè di Fonte, che ospita oggi 34 richiedenti asilo. Grazie a questi corsi, spiegano i responsabili del centro, aiutiamo gli immigrati ad imparare una professione. Questi richiedenti asilo sono in questo centro da agosto dell'anno scorso e uno degli aspetti importanti, oltre l'iter per arrivare alla commissione di richiesta di asilo, è la formazione professionale. Noi abbiamo scoperto una delle realtà più importanti, se non la più importante, è proprio questo centro di formazione al lavoro e abbiamo trovato un'ottima collaborazione per poter inserire i nostri uomini e le nostre donne, che attualmente sono nel nostro centro. Già in altre occasioni il CFP ha ospitato immigrati del centro accoglienza che dopo il corso hanno trovato un impiego. Alcune ragazze hanno già iniziato a fare dei lavori proposti dal centro e il corso stesso che ci è stato proposto di saldatura ha trovato un certo entusiasmo con 4 ragazzi richiedenti asilo. Se da una parte i corsi organizzati del CFP si rivolgono a chi cerca un impiego, dall'altra si rivelano particolarmente utili alle aziende che si trovano a fare i conti con la mancanza di operai specializzati, soprattutto nell'ambito della meccanica, come conferma un imprenditore trevigiano del settore. Le figure che in questo momento mancano e che le nostre aziende sentono la necessità è la figura del meccanico, dell'attrezzista meccanico soprattutto, che è una figura che sta scomparendo e che è colui che ripara le macchine, le attrezzature, che lavora sia col tornio, che è un applicato anche un po' con la saldatura, è una figura che darà senz'altro soddisfazione
alla persona che intraprende questa attività. Da qui la scelta di molti imprenditori di affidarsi proprio al CFP per formare adeguatamente il personale mancante. È da qua che poi verranno fuori questi oggi allievi e domani futuri lavoratori con una specializzazione e saranno ripagati per quello che daranno. E anche per oggi Idea Formazione termina qui. Arrivederci.